Boh, ho paura di Spalletti. Aiutate. C'ho paura di Spalletti. Vabbè, bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video. Spazio mercato, batte, ma napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andiamo a fare il post partita della Juventus Cremonese e parlare un po' della partita di ieri, Fiorentina-Milan. Questa qui è la maglia, per chi non avesse visto la shorts di prima, questa qui è la maglietta del Napoli 21-22 con il patch della Coppa Italia. Questo qua, sponsor Lete, MSC, è il penultimo sponsor Lete della storia del Napoli, in una maglietta. E il logo della Serie A, team quando c'era ancora la Serie A, team 21-22. Ma vabbè, allora, Juve Cremonese 5-6. 5-6. Ma come cacchio fanno che sta a vincere? Ma pure no, la Cremonese, no? C'è una cosa incredibile. Poi tra l'altro voglio, se mi vedete un po' così perché sto morendo. Cioè, tengo un male che va sul vabbè. Ma stiamo a parlare. Stiamo dicendo, no? C'è una cosa incredibile, incredibile. Incredibile sto fatto. Due Cremonese di 5-0. Ho paura di Spalletti, ma aiutatemi. Cremonese che ci ha agganciato in Champions League, scusa, ci ha agganciato in campionato, siamo terzi entrambi. Se non sbaglio ora sono terzi e noi quarti, ma per differenza reti e basta. Cioè ci sono tre squadre a 39 punti, se non mi sbaglio. Cioè Juve, no, c'è Napoli, Juve e Roma, queste sono le tre squadre. Segna per la Juventus, Bremer per il primo gol, David Gildiz ribattuta da rigore perché sta a parare Falcone al 35esimo, se non sbaglio, 35esimo 25esimo, ma ricordo. Ha parato un rigore alla Juventus di controbalzo, no di controbalzo, di ribattuta, scusate ma ho sbagliato. Il ha fatto gol, Terracciano si è fatto autogol, lo tenevo titolare. No, vabbè, McKenny, è pure che McKenny ha fatto gol. Fiorentina-Milan 1-1, Comuz per la Fiorentina e finiamo di parlare prima della Juventus e poi parliamo di 2 secondi nominali. La Juventus minimo arriverà, se farà male arriverà quinta, se fa bene arriva secondo o terzo. Vedete come ve lo dico. Io spero vivamente di no, essendo tifoso del Napoli, però oggi veramente sarà così, sarà così veramente che la Juventus può arrivare, se fa male può arrivare quinta, se fa bene arriva seconda o terza, va giù, se fa bene non sarà quarta, va giù, è inutile che ci scherziamo sopra, cioè ovvero va giù, cioè, visto come vanno a vincere 5-6, noi essendo vinciamo 2-0, cioè ma boh, non so, vabbè, Fiorentina-Milan 1-1, non ho odiato e non pensare più a questa giornata di Serie A, pensare al recupero e poi andare allo stadio sabato. E Fiorentina-Milan, ve l'ho detto, Comuz Nkunku 1-1. Milan che non era sì, 2 punti da sì, 2 partite, 19esima e 20esima giornata non erano a fare 2 punti, erano a fare 0 punti, 0. Sapete che resto segno? È 0. Lo sapete che cos'è questo segno? Sapete? Lo faccio vedere. Un attimo, giù.
Lo faccio io, Questo è un 0. 0 punti era fa Milan, in queste 2 partite. Ha fatto 2, mannaggia loro, come sono fortunato. Mamma mia. Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci vediamo in prossima video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù.